Il piano per la ripartenza del Veneto è pronto e presto sarà condiviso con le parti sociali e il governo. L'annuncio di Zaia, mentre da Roma si studia un piano di rientro al lavoro a orari differenziati. Intanto stanno arrivando i primi accrediti del bonus INPS da 600 euro previsto nel decreto Cura Italia per tutti i lavoratori autonomi e per le partite IVA. Sulla scuola Zaia categorico, troppo rischioso riaprire gli istituti, dobbiamo continuare a promuovere la didattica online. Da domani a Schiavonia iniziano i lavori per allestire il maxi ospedale da campo donato dall'Emiro del Qatar. Oggi l'arrivo dell'ultimo carico di materiali, lunedì riapre il punto nascite. Ad Escava clienti davanti all'ospedale di Mantova e quando è stata fermata ha compilato l'autocertificazione ammettendo candidamente di essere una prostituta intenta a procurarsi clienti. C'è stato tanto clamore per la mia scelta, ma l'ho fatto con il cuore, le parole di Giuseppe Bellè, l'anziano trevigiano che ha donato la sua pensione alla regione. Il cordoglio per la scomparsa dello storico ristoratore Arturo Filippini, vittima del coronavirus. Solo qualche mese fa era stato ospite di Ore 13, raccontando la passione per il suo lavoro. Già tantissimi video arrivati per la nostra nuova rubrica che racconta questo periodo particolare con lo sguardo dei più piccoli, stasera i primi protagonisti. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura i dati appena diramati dalla Regione del Veneto con azienda zero. Siamo arrivati a 14.884 casi complessivi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza. I casi attuali sono 10.879, in aumento di 260 unità rispetto a questa mattina al primo bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Si tratta di uno degli aumenti più consistenti degli ultimi giorni. 16.958 i soggetti in isolamento domiciliare. I decessi che si sono registrati nella giornata di oggi sono stati 17, questi da questa mattina, quindi dalle 8 di questa mattina alle 17 di oggi pomeriggio. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 214 con una flessione di 5 unità, 1403 i pazienti in area non critica. Il dato è di fatto stazionario. Quindi questa è la contabilità del contagio secondo l'ultimo report, il secondo di giornata della Regione del Veneto con azienda zero. Ma di ripartenza e di piano per la ripartenza ha parlato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia oggi nella consueta conferenza stampa. Il piano è pronto e sarà inviato al più presto al Governo. È già chiuso per quanto riguarda la nostra visione tecnica, dopodiché è giusto che ci sia un confronto, ma nel giro di qualche giorno poi questo piano diventerà per noi la base per dialogare e per la ripartenza. Ovviamente lo notificheremo al Governo, visto che considerato che il Governo sta lavorando a un suo piano. Il piano della ripartenza del Veneto è chiuso, si aspettano le osservazioni delle parti sociali e le mosse nazionali del governo che sta lavorando a una seconda fase dal 3 maggio caratterizzata da orari differenziati di ingresso e di uscita da fabbriche e uffici. Per Zaia di fatto una seconda fase che a nord-est è già iniziata. È innegabile che siamo arrivati alla fase 2, ci siamo a pieno, nel senso che la ripartenza in parte sta già avvenendo, in virtù del fatto che ci sono delle aziende autorizzate con i codici Ateco e altre aziende che hanno, in virtù delle deroghe e dei silenzi assensi con la prefettura, comunque stanno operando. Nel frattempo arrivano anche le proposte di Confindustria Veneto che chiede di superare la logica dei codici Ateco e di procedere a una riapertura graduale di tutti quei settori in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori. Insomma, il Veneto si candida al laboratorio d'Italia per la ripartenza nonostante la guardia sul fronte sanitario sia ancora elevata, con Zaia a raccomandare l'uso massiccio dei dispositivi. Guardate, in questa fase quello che più mi fa arrabbiare è vedere qualcuno che se ne strafrega dell'uso della mascherina. E questo penso che non sia corretto. Mascherine, il cui commercio deve essere liberalizzato, richiesta che Zaia sta rivolgendo al governo da giorni. Stiamo facendo una battaglia, stiamo spingendo perché venga revocata l'ordinanza di protezione civile nazionale in maniera tale che tutti possano importare mascherine. Mascherine al mondo della sanità non mancano.
Mondo della sanità che, nonostante l'emergenza, è riuscito a garantire le prestazioni più urgenti e anche quelle più complesse. I trapianti fatti gennaio-aprile 2013, in questo periodo dell'anno, i primi 4 mesi dell'anno, l'anno scorso sono stati 145, quest'anno per l'organizzazione che abbiamo dato agli ospedali, per le scelte che abbiamo fatto, sono stati 162. Abbiamo addirittura in pieno periodo di Covid Center superato i trapianti dell'anno scorso. Resta il no alla riapertura delle scuole a maggio o giugno. Lo consideriamo rischioso perché comunque il virus alla volta di giugno, perché la chiusura canonica delle scuole ci sarà e sarà presente nella nostra comunità. Quindi è inevitabile che se vado a confinare dei ragazzi, immagino che se si vuole riaprire si pensa che sono maggio, primi di maggio, li confino in un ambiente nel quale se c'è il virus lo portano nelle famiglie. Per informazioni sulla nuova ordinanza regionale è stato attivato un nuovo canale, come annunciato dall'assessore alla protezione civile Bottaccin. Si tratta dell'indirizzo mail chiarimenti.covid@regione.veneto.it. E stanno arrivando i primi accrediti del bonus INPS da 600 euro previsto nel decreto Cura Italia per tutti i lavoratori autonomi e per le partite IVA. Solo 15 giorni fa, il 1° di aprile, sul portale dell'Istituto Nazionale di Previdenza erano state aperte le domande del bonus con tutti i disagi connessi e che vi abbiamo raccontato. Le domande per l'indennità Covid sono state complessivamente in Veneto 320.489. Di queste oltre 197.000 sono state messe in pagamento, 46.000 sono in fase di verifica dell'IBAN. Sul fronte della cassa integrazione ordinaria sono arrivate invece 14.706 domande, di queste ne sono state processate 5.061, pari al 34% del totale. Il direttore regionale dell'INPS del Veneto, Antonio Pone, fa sapere che l'aggiornamento dei dati sarà quotidiano nell'ottica della massima trasparenza. E tra le molte imprese costrette a restare chiuse in queste settimane monta la protesta di quelle edili che lamentano disparità di trattamento rispetto ad altre attività del settore casa, ma vediamo. Adesso con l'ulteriore apertura nei confronti dei falegnami, anche questi stanno lavorando. Gli unici che non possono lavorare sono proprio le imprese principali. Di solito l'impresa principale è l'edile e al quale si legano tutte le altre. Questi devono stare neanche fuori dai cantieri perché non possono muoversi, devono rimanere a casa. Edili sul piede di guerra dopo l'esclusione delle imprese dalle riaperture. Non si capisce il criterio adottato per il comparto casa, protestano gli imprenditori del settore. Possono infatti lavorare gli impiantisti idraulici ed elettrici, ora anche i falegnami, divieto invece per le imprese edili che lavorano nei cantieri privati. Il mio artigiano che mi dice perché le librerie sono aperte dove la gente va all'interno di un punto vendita, si trovano più persone e noi che possiamo lavorare da soli in un cantiere non possiamo lavorare, oppure gli escavatoristi che lavorano su un camion, su un escavatore, si vedono che quelli che lavorano nel silvicoltura, nel Dipartimento Foreste, che per fare manutenzione del verde, che lavorano sugli stessi mezzi, possono lavorare, è solo una questione di codice Ateco. Le imprese, continua Confartigianato, si dicono pronte a pazientare e ad adottare ogni misura per la sicurezza dei lavoratori. Siamo i primi a dirlo che devono esserci gli accorgimenti di sicurezza, però non capiscono, ripeto, nel comparto casa le disparità. Il governo, assicura il sottosegretario Baretta, sta lavorando per la ripartenza di questo settore strategico per l'economia. Per quanto riguarda l'edilizia, noi sappiamo il ruolo fondamentale che ha l'edilizia nella ripresa del volano economico e quindi stiamo studiando le formule migliori per le quali possa riprendere, ma anche lì abbiamo bisogno che gli imprenditori edili e le parti sociali offrano ai loro lavoratori un piano di sicurezza che è quello che ci consente di poter prendere le decisioni adeguate. E a proposito di cantieri, c'è quello, il principale della superstrada Pedemontana Veneta, dove i lavori sono ripresi dopo la pausa dovuta all'emergenza. Aperto il casello di Breganze, una nostra troupe oggi lo ha attraversato. Il cartello lo scrive chiaramente, la sbarra è alzata, il casello di Breganze è aperto, per ora senza il pagamento di pedaggio. Dovrebbe diventare operativo a tutti gli effetti entro la fine del mese di maggio, quando sarà anche aperto il collegamento da Malo a Breganze.
Lavori ripartiti sulla superstrada pedemontana veneta. Il 3 giugno 2019, poco meno di un anno fa, in un mondo diverso, l'apertura del primo tratto. Adesso, in piena emergenza, il secondo casello, quello di Breganze, è pronto. La sbarra è alzata, per ora non si paga, come conferma il nostro passaggio. Il cantiere procede, gli operai lavorano tutti i giorni e se tutto va avanti senza intoppi, a fine maggio il casello diventerà operativo a tutti gli effetti e dentro la fine dell'anno dovrebbe essere completato in modo definitivo il tratto tra Malo e Bassano del Grappa. Montecchio Maggiore Spresiano, questo è il collegamento finale di quest'opera, strada veloce tra le province di Vicenza e Treviso, 94,5 chilometri che l'economia dell'intera regione, ansiosa di lasciarsi alle spalle l'emergenza coronavirus e poter ripartire, certo in totale sicurezza, aspetta da anni. Un'apertura strategica quella del casello di Breganze che garantirà il collegamento con la Valdastico prima che il cantiere entri in trincea e permetterà un ulteriore snellimento del traffico sulla viabilità ordinaria. Lunedì riapre il punto nascite all'ospedale di Schiavonia. I test del coronavirus intanto nelle case di riposo hanno raggiunto il 100% di ospiti e dipendenti, iniziati anche i primi prelievi con il sistema drive-in a Selvazzano e a Cittadella, il punto dell'ULSS 6. Dall'ULSS 6 la conferma della buona notizia anticipata dal presidente Zaia. Il 20 aprile riaprirà il punto nascite all'ospedale di Schiavonia. Lunedì ci stiamo preparando per riaprire. Stavamo ovviamente lavorando per poter cominciare, appunto, come dicevo prima, lentamente a tornare a quella che è una normalità, pur consapevoli che è una normalità che si inserisce in un momento comunque di emergenza, seppure minore, ma insomma il quadro epidemico che rimane. Quindi stiamo provvedendo a definire i percorsi che sono necessari per tutelare ovviamente chi entrerà. Quanti tamponi sono stati fatti agli anziani delle case di riposo e al personale e quanti nelle strutture per disabili, che nel territorio sono molte, alcune anche grandi, dove sono aggregati soggetti fragili? Il direttore generale dice siamo al 100%. 6.200 tamponi fatti solamente nelle strutture residenziali, nelle case di riposo, più i quasi 3.000 kit rapidi. Tamponi e prelievi che nelle RSA e nelle residenze per disabili verranno ripetuti, ha assicurato il direttore generale. Sul territorio è stata importante l'attività dei distretti, anche con la collaborazione della Protezione Civile. 1.600 tamponi sono stati effettuati con il metodo drive-in, con il paziente che effettua il prelievo restando a bordo dell'auto, attuato a Selvazzano e Cittadella. Grosso modo abbiamo coperto un numero che si aggira intorno ai 45.000 tamponi effettuati. Da domani a Schiavonia iniziano i lavori per allestire il maxi ospedale da campo donato dall'Emiro del Qatar. I dettagli. È atterrato in mattinata all'aeroporto di Villafranca Veronese il quarto volo che trasportava il materiale necessario al montaggio dell'ospedale da campo donato dal Qatar, che verrà allestito all'esterno del Covid Hospital di Schiavonia a Monselice. Ogni volo, ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacina, è in grado di portare 720 quintali di materiale. Nel frattempo, nei giorni scorsi, la protezione civile ha già iniziato la fase preparatoria all'allestimento. Oggi ci sono due squadre in parallelo, una che inizia il montaggio del blocco più grande, quello da 3.200 metri quadri, il blocco centrale, e in parallelo c'è una squadra un po' più piccola che inizia il montaggio di uno dei due blocchi da 600 metri quadri. Ci siamo dati come obiettivo per il termine di tutta la struttura il 12 di maggio. Martedì inoltre sono iniziati i trasferimenti dei carichi giunti con gli altri 3 voli che sono già arrivati a Schiavonia. Alla realizzazione della struttura da campo parteciperanno anche gli specialisti del terzo stormo dell'aeronautica militare. Si tratta infatti di un ospedale di oltre 5.000 metri quadrati composto da 4 tendostrutture. La Regione ha già messo in piedi un cronoprogramma e da giovedì 16 aprile si dovrebbe iniziare proprio con l'installazione della prima tendostruttura.
Rimaniamo nel Padovano e andiamo a Vo, completamente libera ormai dal Covid-19. Il comune dei Colli potrebbe essere nuovamente al centro di uno studio. 3 attualmente positivi, da quanto so io, i dati arrivati ieri mattina da Azienda Zero confermano 3 positivi. Da comune simbolo dell'emergenza coronavirus, primo focolaio veneto che ha registrato la prima vittima italiana di Covid-19, a paese quasi completamente libero. Vo Euganeo blindato, chiuso dai mezzi dell'esercito per 2 settimane dallo scorso 23 febbraio, ora conta solo 3 persone ancora attualmente positive. Il sacrificio di Vo dunque non è stato vano, l'intera popolazione ha vissuto l'isolamento totale dal resto del mondo per 2 settimane, si è sottoposta a 2 cicli di tamponi, ma oggi ne sta uscendo completamente. Possiamo dire senza ombra di dubbio che se non fossero stati isolati questi 100 positivi non saremmo qui a piangere solamente 3 morti, ma almeno una quarantina. Questi sono i dati scientifici, insomma. Quindi il fatto che la Regione Veneto abbia voluto agire tempestivamente sul Vo per fare questo screening ha permesso di salvare tutta la bassa padovana dall'eventuale epidemia. Il sindaco Martini nei giorni scorsi ha nuovamente incontrato il virologo Andrea Crisanti, che sta studiando il paese di Vo per capire come si è mosso il virus. L'Università di Padova so che sta studiando un'ulteriore ricerca che sarà finanziata da alcuni sponsor, per cui oltre a un prelievo, un piccolo prelievo di sangue capillare per testare gli anticorpi, si parla anche di una fase successiva, della quale non parlo perché vorrei che fosse per fuorchigianti a dare poi ufficialmente, quando verrà presentato in conferenza stampa il progetto, un passo ulteriore. Sì, si parla di genomi. Dunque la ricerca dell'Università di Padova potrebbe proseguire per capire come mai il Covid-19 colpisca in maniera feroce alcune persone, mentre in molte altre si presenti senza sintomi. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per parlare della ripartenza, del dopo coronavirus, perché resta al centro del dibattito a Venezia la sicurezza delle persone che usano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro. Secondo Pierpaolo Baretta è necessario il sostegno del governo, ma anche di Comune e ACTV. Più cominciamo ad aprire luoghi, stabilimenti, uffici dove c'è un aggregato importante di persone, più il problema di andarvi rappresenta uno sforzo che le sole società pubbliche, come si vede anche in queste ore, in questi giorni a Venezia, fanno fatica da sole. Quello sottolineato da Pierpaolo Baretta è un argomento sensibile al centro del dibattito che riguarda l'economia in questi giorni. Qualsiasi piano di riapertura dopo il lockdown di aziende e imprese per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 non può prescindere dal considerare anche come e in quali condizioni di sicurezza per la salute le persone raggiungano il posto di lavoro. Soprattutto a Venezia il problema si pone perché si intreccia sia la parte di terraferma che la parte di acqua. La mia opinione è che è necessario che l'azienda e i sindacati costruiscano rapidissimamente un piano di gestione degli orari morti e degli orari di punta, ma anche il Comune deve fare la sua parte. Noi dobbiamo garantire sia come Stato da un lato, ma tutti, anche la Regione e gli enti locali, che le loro concessioni o le risorse che ricevono restino in questo caso all'azienda. Dunque, secondo Baretta, è necessario un piano ad ampio raggio nel quale devono essere coinvolti molteplici soggetti. Lo Stato deve finanziare il rischio di un bilancio negativo, ma il Comune rinunci innanzitutto a quanto riceve dall'azienda, in maniera tale che l'azienda comunale possa essere in grado di far fronte intanto a un pezzo del suo bilancio, ma soprattutto al servizio. Quindi ci vuole un piano organico che è necessario che venga fatto. I protagonisti sono le imprese
e i sindacati. Adescava clienti davanti all'ospedale di Mantova e quando è stata affermata ieri sera da una volante della questura ha compilato l'autocertificazione anti-Covid-19, ammettendo candidamente di essere una prostituta intenta a procurarsi clienti e che si stava recando in ospedale in cerca di un posto caldo dove attendere le eventuali chiamate. Nei guai è finita una donna di 61 anni italiana, residente in provincia di Verona, con precedenti per reati inerenti alla prostituzione. Senza documenti è stata poi portata in questura dove, dopo l'accertamento delle generalità, è stata multata di 400 euro per violazione delle norme anticontagio e per quelle di polizia urbana relative alla prostituzione. Andiamo adesso a Treviso, dove ci sono tanti messaggi di cordoglio per la morte di Arturo Filippini, storico ristoratore trevigiano vittima del virus. Solo qualche mese fa fu ospite della nostra trasmissione, Ore 13. Che cosa sono i negozi, i ristoranti storici per un centro, per una città? Beh, è la vita della città, è la storia. Perché pensate a Treviso, le vecchie osterie o i vecchi ristoranti, è la vita proprio di una città, è la gioia da trovare i nonni, i figli dei figli, è una gioia, come diceva Vasconetto, è la gioia sta dietro il bancone. Arrivata a una certa età è giusto andare in pensione, è giusto lasciare ai giovani, perché la vita sta cambiando. Non lo so, meglio o in peggio, non lo so. Però i giovani bisogna darle la fiducia di andare avanti, bisogna darle... Sono più bravi, alle volte sono più bravi dei vecchi, non è che i vecchi bisogna ucciderli, però... I giovani, vedo i miei figli che si danno da fare, complimenti, mi auguro che non si a guardarmi, perché si a lavorare, però sono molto bravi tutti e tre, anzi tutti e quattro, perché uno ce l'ho in Giappone, che fa sempre il medesimo lavoro nostro, e i giovani sono veramente bravi. Io mi ricordo da ragazzino, mi ricordo da giovane, col mio socio Alfredo Beltrame, che quando venivano a domandare lavoro da noi i giovani, e dicevamo, ridi tu o gatto il muso duro? Perché se te il muso duro non lo assumevamo, perché il sorriso, dicevo prima, non costa nulla e accontenti gli ospiti. Questo era Arturo Filippini. Restiamo nel Trevigiano, dove un 75enne di Vidora ha donato tutta la sua pensione nel conto corrente della regione per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Perché guardi, non è che abbia donato di questa cosa, ha preso 730 euro la mia pensione di un mese, insomma. Giuseppe Bellè, ex imbianchino 75enne residente a Bosco di Vidor, ha versato l'intero importo della sua pensione nel conto corrente della regione, dedicato alla raccolta di fondi contro il coronavirus. Le telefonate di amici e parenti sono incessanti, ma Giuseppe si chiede ancora perché il suo gesto abbia suscitato tanto clamore. Sì, pensi che stamattina un mio amico mi chiama, Beppi, ma cosa hai fatto? Fa che hanno detto per Antena 3, pensavo che eri ammalato, ma io non pensavo che venisse fuori te. Sì, io l'ho fatto così per... Il governatore Luca Zaia è rimasto profondamente colpito dal suo gesto. Ieri lo ha ringraziato più volte pubblicamente. Ho visto anch'io, dopo ne ho saltata una perché ero fatto tempo a vedere, e dopo ne ho viste altre 5-6 volte e ne ho fatto vedere, ma è una brava persona. Fare il versamento non è stato troppo semplice. Il signor Bellè si è recato in banca, ma gli avevano detto che bisognava procedere con un bonifico. Si è fatto aiutare ed ha confermato tutto, compresa la somma da spedire sul conto regionale. Cosa spera possano servire i soldi che lei ha donato? Magari anche per una giornata di un dottore, di questa gente insomma, che sono dentro a lavorare, che si danno da fare tutto il giorno e notte per aiutare. Il signor Bellè, originario di Moriago della Battaglia, vive grazie ai soldi risparmiati e alla sua pensione di 730 euro al mese. Una volta ero un tipo un po' più attento ai soldi, ci dice, ma poi mi sono chiesto a cosa serve vivere così.
Donare è sempre un gesto meraviglioso. Sono contento, ma veramente li ho fatti proprio, forse sarà la prima volta che faccio col cuore. E ora parliamo della nostra nuova rubrica Bimbi in TV. Già tantissimi video arrivati con lo sguardo dei più piccoli alle prese con la quarantena in queste settimane. È lei la gioiosa Aurora ad aprire letteralmente le danze. Bimbi in TV entra nel vivo, il racconto del mondo dei piccoli in questo periodo decisamente particolare. Tantissimi i video che stanno arrivando in redazione, ci sarà spazio per tutti. Sei proprio impegnata, amore. Brava. Come Noelle, che a Venezia si reinventa fornaia. O come Noemi di Codevigo, provetta ballerina. Mentre Leonardo e Gianmarco a Ponzano inventano storie in giardino. Santo capitano, obbediscimi! Dopo te la ridò, ok? Spazio al fitness invece con Davide e Marco. O il calcio con l'allenamento di Tommaso Aresana. Mandateci i vostri video registrati in orizzontale al numero WhatsApp 351 175 5340 e date spazio ai vostri bimbi e alla loro fantasia, come quella di Sofia e la sua lezione particolare da Dolo. Oggi vi farò vedere come si cavalca una scoppa. E allora continuate a mandarci i vostri video con Bimbi in TV, vi chiediamo di mandarci via WhatsApp al numero 351 17 55 340 non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Storie, giochi e passatempo dei nostri bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti quanti noi. Vi ringrazio per l'attenzione, finisce qui l'edizione regionale del telegiornale di Antenna 3 Nord-Est, adesso ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Bentrovati al meteo. L'anticiclone tornerà a prendere pieno possesso del nostro territorio. Giovedì 16 aprile avremo infatti una bella giornata di sole. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione meteorologica. Sul Veneto tempo stabile, ampiamente soleggiato, il cielo vedete si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque, salvo per qualche addensamento, ma senza conseguenze, senza piogge. Vediamo anche le temperature che saranno gradevoli e in lieve aumento, minime tra 3 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 22. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui sole prevalente dappertutto e senza precipitazioni associate. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime invece tra i 17 e i 23. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà soleggiato dappertutto, solo con qualche nube in più, ma del tutto innocua. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime intorno ai 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.